Collegamenti in tempo reale con l'informazione, spazio alla musica, al teatro, ai libri. Cari amici, ben ritrovati con Campania Live. Inizia una nuova settimana in compagnia del nostro appuntamento quotidiano sul canale 16. Voglio presentarvi subito l'ospite con noi in questa prima parte del nostro salotto. Apriamo questa settimana con un bellissimo sorriso. Anna Calemme, cantautrice, benvenuta a Campania Live. Grazie Imma, un saluto a tutti i tuoi telespettatori che sicuramente staranno aspettando delle notizie, vero? Vi abbiamo già presentato con noi Anna Calemme, la voce elegante di Napoli nel mondo, ma se Anna è d'accordo partiamo con un breve video. Va benissimo. E non fanno rumore, camminare in montagne di macerie, e fronti lavate dal sudore, che assaporano il calore della parola amore. Sento i battiti nel cuore di un bambino che si spengono al sorgere del sole nei paesi più poveri del mondo. Conflitto di interessi tra uomini potenti, scienza dalle perdute illusioni, che tremate al gesto di un tiranno. Guardate con speranza il nuovo sole, rinato da rovine di un passato che muore. Vorrei che i nostri figli, le forze del domani, fossero felici per l'eternità. Eccoci tornati con la bellissima Anna, sempre sorridente, una voce bella. Allora ti chiedo una voce forte, forte come il tuo sorriso. E ho detto da subito, tu hai portato la tua voce nel mondo, la canzone anche napoletana nel mondo, Sì. perché a Napoli sei tornata da poco. Esattamente, sono tornata da quasi 2 anni perché Napoli mi ha chiamata, le mie radici sono qua. Sono qua, però in America è stata una bellissima esperienza perché poi ho fatto tutti i grandi festival, ad esempio quello di Milwaukee che è stato una cosa fantastica perché c'erano, pensa, circa 60.000 persone random che venivano a sentire e a visitare i vari stage. Perché c'era lo stage dedicato alla canzone napoletana, lo stage dedicato al rock and roll, allo swing e non solo, anche alle Harley. Da Napoli in America per poi tornare sempre a Napoli, ma è necessario a questo punto fare un passo indietro a come nasce la passione per la musica e per il canto. La passione per la musica e per il canto, beh, a questo punto devo ringraziare la mia mamma. Perché la mia mamma mi ha raccontato che già quando era in mia attesa cantava ed io evidentemente ho colto quel messaggio di amore della mia mamma per proseguire magari un suo desiderio, quello di cantare. Tu pensa che a 3 anni, era tanto prima, a 1 anno, io già cantavo e il mio primo compenso sono state le caramelle dei muratori che mi buttavano sul balcone. Quindi questo è un aneddoto carino da raccontare secondo me. E poi è proseguita con la Rai, il primo programma Rai per i bambini su Rai 1, con Marco Danè, Il gioco delle cose, poi è diventato Gioca Gio, dove ho fatto la sigla insieme a tantissimi altri bambini e pensa c'era il maestro De Simone, che all'epoca fece le selezioni e poi ho continuato con la radio libera, anche qui 14enne, programma per bambini, divertiamoci insieme, dove insieme a me c'era una bambina che si chiamava Nanninella, che in realtà poi ero io, che facevo la voce di bambina. Oggi si può dire. Oggi si può dire, ma ero seguitissima dalle scuole, dalle suore che avevano i bambini e poi logicamente scuole di canto, scuole di musica, anche se sono melodista, hai detto che sono cantautrice, ma sono melodista non trascrittrice, quindi
mi piacerebbe suonare uno strumento, ma al momento sono impegnatissima. Ma leggo che anche di una passione per il teatro. Assolutamente sì, teatro insieme a Sasà Trapanese, a grandissimi personaggi che però non mi hanno distolto dalla mia grande passione principale, quella per la musica. Per la musica, perché secondo me la musica è vita, la musica è l'espressione di quello che noi abbiamo dentro, e magari però perché scrivere canzoni che la gente può rivivere nel tuo modo di essere, nel tuo modo di fare, nel tuo modo di scrivere. E questo è Anna Calemme. Che a un certo punto decide di partire per l'America. A un certo punto decide di partire per l'America. In America sono stata anche insignita del premio Colombo, un premio ambitissimo per tutti gli italiani d'America, e poi Napoli mi ha chiamata. Napoli mi ha chiamata, sentivo proprio un trasporto per la mia città, sono ritornata e adesso voglio riproporre tutto il mio amore che ho per questa città, per la nostra straordinaria lingua napoletana e perché no, anche per tutta la gente, la meravigliosa gente di questa città. Com'è stata l'esperienza in America? L'esperienza in America è stata forte. Perché è stato forte il distacco dalla mia città, dalle persone che ti fermano per strada, Anna come stai, oppure magari dalle persone che essendo personaggio pubblico non ti riconoscono, ed essendo io una persona normalissima ti vedono e ti dicono: ma tu somigli a Anna Calemme. Beh, sono io, un po'. E quindi ecco la voglia di dare di noi napoletani, questo mi è mancato, la voglia di sorridere insieme, di dialogare. Mi piace ricordare che sei stata anche la vincitrice del quinto Festival di Napoli su Rete 4. Sì. Vieni definita, dimmi se ti è capitato altre volte, Massimo Ranieri in gonnella. Perché? È vero, io penso perché ecco, notano in me la poliedricità di Massimo Ranieri, e quindi ecco, io sul palco mi muovo, mi agito, ballo, adoro guardare il pubblico quando mi ascolta, perché devo trasmettere le mie sensazioni e le mie emozioni e devo capire se il pubblico in quel momento magari vuole una canzone più veloce, tipo tarantelle facendoci conto non vado più niente ho passato a pensare, quando non ci sta mi tem, una carrozza è sempre pronta, nata all'angolo sta già, oppure io ti vorrei passare, non lo so. E allora in quel momento, ecco, voglio capire, voglio carpire quello che il pubblico vuole da me. E quindi delle volte, ecco, la scaletta va in secondo piano. Qual è il genere musicale che preferisci? Dunque, ascolto tutta la musica, perché mi piace ascoltare musica. Io vivrei proprio di musica, ascoltando la musica. La classica napoletana, Roberto Murolo un giorno mi disse: voglio un c'è, tu vuoi parlare napoletana? Ecco, allora io a un certo punto, perché devi sapere che fino a 6 anni parlavo soltanto in italiano, poi ho frequentato una scuola di dizione napoletana e Roberto Murolo mi disse: va bene, puoi. Quindi ecco, disse: puoi cantare in napoletano perché mi piace come lo pronunci, mi piace il calore. Ecco, questo mi diceva il grande Roberto, un po' di magone, perché ricordare un grande della musica è sempre bello. Come è bello anche ricordare Lucio Dalla, che mi chiamava la napoletanina birbante, che poi non ho capito birbante perché forse, come dici tu, sorrido, sono sempre allegra, non sto mai ferma, devo fare sempre qualche cosa, forse per questo. Ma
proprio perché, come tu stessa sottolineavi, devo fare sempre qualcosa, Sì. anche per il prossimo futuro immediato non mancano novità. Novità. Possiamo annunciarle queste novità? Le possiamo annunciare. Dunque, come mi hai detto tu prima, qual è il tuo genere musicale? E io ti ho risposto la classica napoletana. Però ecco, Anna Calemme vuole anche far conoscere un'altra sua anima. Infatti, Anima sarà il nuovo progetto dove presenterò una nuova Anna Calemme cantando in lingua italiana, in lingua napoletana, un po' di soul, magari un po' di jazz. Ecco, è tutto da scoprire, però ti posso dare anche un'altra anticipazione. Un brano di questo mio progetto sarà la sigla finale di un lungometraggio che incrociamo le dita, anzi vi invito tutti a incrociare le dita per me, ho bisogno del vostro affetto e del vostro calore, che forse parteciperà anche al Festival di Venezia. Il lungometraggio si intitola Tao, tutto bianco, tutto sporco, che è un progetto sulla genitorialità. È stato girato in carcere e parla di un rapporto di questo ragazzo che ha con il papà che è dietro le sbarre. Il titolo del brano È un progetto anche molto impegnato. molto impegnativo e molto ambizioso, infatti il regista James Lamotta è stato bravissimo a fare tutto questo, e la E dottoressa allora possiamo annunciare siciliano. che questa settimana sarà con noi a Campania Live, quindi Ah, lo bene! annunciamo, è confermato, è già in programmazione, quindi salutiamo James e ti aspettiamo assolutamente. Benissimo, benissimo. Il titolo del brano è L'invasore. Ma chi è l'invasore? L'invasore può essere il mondo cattivo, oppure un marito che picchia la moglie, oppure, perché no, le forze del male. Non si sa. Spesso mi sono occupata del sociale perché sono in promozione con un brano in lingua italiana dal titolo Inquietudine, che parla di una donna che ha subito maltrattamenti, che subisce maltrattamenti, ma a un certo punto prende la sua vita in mano, sbatte la porta e succede l'imprevedibile. Lei ce la fa a combattere con la sola forza delle donne, che è quella che veramente che è più forte di tutto, anche del male, io dico. Potremmo raccontare tantissimo della tua carriera, ma soprattutto Vero. dei tanti progetti in itinere e che presto prenderanno forma. Ma ci hai parlato anche di più generi, hai detto la canzone classica napoletana, ma non solo. Ti va di farci ascoltare qualcosa a cappella? Prima hai già accennato, Sì, no? e allora ti faccio una canzone che ti sorprenderà. Perché quando mi vira t'ingriffa come gatta. E ancora, dici d'angela sta compagna vostra, che ha perduto suono e fantasia, che pensa sempre che è tutta vita mia. E ciò volesse dicere, ma non ci saccia dire. Te voglio bene assai, se tu questa catena che non si spezza mai. Suona gentile, sospiro mio carnale, ti cerco come l'aria, ti voglio campare. Complimenti Anna Calemme! Grazie! Bentornata
a Napoli, anche se ormai Thank sono you. 2 anni. Non vediamo l'ora di scoprire poi quando questi progetti entreranno nel vivo. Ci parlavi di Anima e allora ti aspettiamo anche per questo nuovo progetto. Intanto grazie per essere stata con noi, abbiamo dato il via a questa nuova settimana di Campania Live con il tuo sorriso e soprattutto la tua splendida voce. Grazie per la bellissima intervista e see you soon, ci vediamo presto, ci vedremo a presto. Assolutamente, ci vedremo a presto.